Allora, ci sono diverse cosette che mi vengono in mente da chiedervi, dopo appunto ne affronteremo. L'aspetto anche che riguarda i giovani, parto da lei Presidente, poi naturalmente Sì. anche con il Segretario, perché questo secondo me è significativo e importante e poi l'apertura anche in un contesto Europa, bisogna ricordarlo questo. Beh, la Cassa ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani, tant'è vero che abbiamo tra le nostre prestazioni anche un premio a chi entra a lavorare nel settore e anche lo confermiamo dopo 3 anni se un giovane si è messo a lavorare nel settore dell'edilizia è premiato ancora. Però i giovani sono fondamentali nel nostro settore perché anche qui c'è un'evoluzione importante e menti giovani, fresche, possono dare un contributo significativo a questo adeguamento che è richiesto dai tempi. E, bisogna però, perché il giovane sia aiutato, incentivato a lavorare ancora qui con noi, nel nostro mondo, creare delle condizioni della qualità della vita per chi opera nel settore dell'edilizia che siano allettanti. Cosa vuol dire È, questo, concretamente? E com'è possibile? è come possibile migliorando le qualità di chi opera, le qualità della vita di chi lavora nel nostro Quindi settore. dovrebbe essere anche un modernizzarsi dell'attività stessa dell'artigiano edile, che dovrebbe recepire tutta una serie di Sì. modus agendi, di tecnologie, eccetera, e quindi l'innovazione nell'edilizia di cui si parla da tanto tempo, che potrebbe essere la famosa chiave di volta, che per adesso è attuata solo da pochissime imprese illuminate, no? Sicuramente sì, è proprio questo la chiave di lettura, no? L'edilizia è cambiata nel tempo, non è più quella che siamo abituati a pensare. Ci sono tecnologie nuove, ci sono metodologie nuove. Ecco. Quindi poi il compito nostro è quello di valorizzare questi cambiamenti, queste mutazioni che ci sono. E i giovani sono fondamentali per attuare perché hanno la mente più elastica, più aperta. Noi dobbiamo creare delle condizioni per chi viene a lavorare trovi veramente uno sbocco professionale gratificante. Quindi vuol dire anche togliere questi stereotipi di un certo tipo di lavoratore, no? Che sono sicuramente superati già adesso, glielo dico, però dobbiamo riuscire a trasmetterlo fuori, farlo capire che chi viene a lavorare nel nostro settore trova delle occupazioni serie, continuative, che danno anche delle prospettive future. Non è assolutamente un settore moribondo o morto, è un settore che ha delle opportunità di crescita importanti e che sta facendo degli sforzi enormi per adeguarsi a quelle che sono le aspettative sociali. Quindi grandi opportunità ci potrebbero essere per i giovani. Qui avete un ruolo importante anche voi come parti sociali. Se siete riusciti anche a creare insieme con gli operatori questa Edil Cassa, qui potreste fare Sì, qualcosa, no? Cioè anche infatti rivalutando la figura stessa del sindacato, secondo me. sì, O però è le possibile? cose positive che fa il sindacato poco se ne parla. Ma lì Vale dovete raccontarle voi, io dico sì, sempre, ma dovete noi non buttarvi siamo anche bravi a voi. raccontare perché come si suol dire, come dicevano i saggi, che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Perciò questa cosa, sempre nei confronti del sindacato, insomma, l'importante è cercare di impegnarsi a fare del proprio meglio. Poi ognuno, insomma, la vede, è libero di crederla a modo suo e come meglio crede. Ritornando sui giovani, che ha ragione il Presidente quando dice la cassa, cioè la bilateralità se ne è sempre occupata dei giovani. Ovviamente non è che abbiamo risolto le problematiche dei giovani, abbiamo dato il nostro piccolo contributo, sia dal punto di vista di farli venire nel settore e sia per mantenerli nel settore. Quando si dice mettiamo assieme, diventiamo grandi, siamo orgogliosi, eccetera, non è sufficiente. L'idea che c'è dietro tutto il progetto è proprio le cose che in più che potremmo fare, che dobbiamo fare e che stiamo anche discutendo. Noi dovremmo sicuramente rapportarci di più con le università, con le scuole superiori dove vengono fuori i giovani, c'è la bilateralità, la cassa edile deve parlare più per fare in modo che la cassa edile, la bilateralità dell'edilizia venga meglio riconosciuta dal territorio, farsi conoscere e riconoscere dal territorio, perché anche lo stesso territorio ne può prendere vantaggi. Come? Faccio per esempio
esempio, faccio qualche esempio. Faccia esempi concreti. Faccio qualche esempio concreto che fa parte del nostro modo di essere responsabili, perché la bilateralità non è solo nei confronti del lavoratore e dell'impresa. Noi abbiamo fatto iniziative, ecco anche qua, non solo del sindacato non se ne parla bene di queste cose, ma anche della bilateralità, perché abbiamo fatto iniziative che adesso qua ne cito solo qualcuna, di responsabilità sociale sul territorio. Abbiamo investito recuperando delle scuole, abbiamo recuperato dei siti d'arte, delle chiese, dei capitelli, abbiamo dato risorse e siamo stati sicuramente tra i primi a soccorrere nel caso di inondazioni, cioè abbiamo dato contributi a realtà, mi viene in mente l'Emilia Romagna, ma anche qua in casa nostra, nel Trevigiano quando ci sono stati problemi. Cioè la Cassa Edile è sempre pronta a dare, a reagire ed agire sul territorio. Quindi esiste proprio, qua lo chiedo a entrambi, un'entità che si occupa anche di questo con social responsibility? Sì, noi quello che stiamo sviluppando su quel percorso, quando dicevo cosa deve essere l'edilizia fra 30 anni, è proprio questa, la responsabilità sociale sul territorio. Ma su questo, per completare ancora con i giovani, noi abbiamo avuto e abbiamo ancora con la gestione precedente, però fa sempre parte delle casse edili e di quello che noi porteremo avanti, un rapporto con la scuola di formazione di Friburgo che lì studiano anche le rinnovabili eccetera. Abbiamo mandato un gruppo di giovani a formarsi a Friburgo, abbiamo fatto percorsi anche di investimento anche in Africa, abbiamo costruito delle scuole anche lì, cioè potrei andare avanti fin sera, cioè, questa è la Cassa Edile, cioè, per i giovani, per i giovani e per il territorio, Come dicevo, non basta ancora, dobbiamo dare in modo ai giovani di entrare in un settore che si sentino loro stessi orgogliosi. Il settore ha fatto dei passi avanti, non è più quel settore, o almeno a volte capita magari in alcuni lavori piccoli ancora portare sul sacchetto di cemento sulle spalle per provare ad andare su, però oggi ci sono tecnologie, c'è il sistema, insomma, che si fatica meno di prima. Però quello che sta avvenendo avanti e che noi dovremmo contrastare con la forza della nuova Edilcassa è immaginare che nel settore ci siano tutti quanti lavoratori e imprese, tutte quante, adesso è su tutti i giornali, ahimè, un giorno sì e anche l'altro, di imprese edili corrotte, imprese edili dove c'è addirittura la criminalità e avanti. Una ricerca fatta in Lombardia da imprenditori lombardi, il 70 e rotti per cento dichiarano in modo anonimo che hanno la criminalità, che la sentono molto vicina. Cioè il settore non è fatto solo di queste cose, è fatto di imprese sane che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di investire sul territorio e quindi i giovani, questo noi dobbiamo fare in primo luogo, dare a loro l'idea che uno viene a lavorare in un settore che non è un settore scalcinato, per usare un termine dell'edilizia, ma è un settore che ha voglia di costruire fiducia, perché il problema della costruzione, noi poco si parla quando un imprenditore, un'impresa costruisce e dà la casa alla famiglia. Noi siamo in un paese dove si parla di flessibilità dei lavoratori, articolo 18, eccetera, eccetera, però c'è una rigidità sul cambiare casa che è una roba incredibile. Un esempio per tutti. Se io e mia moglie, che abbiamo ormai una certa età, vogliamo nella nostra casa che abitavamo in 4, vogliamo lasciarla perché in 2 si potrebbe stare in un piccolo appartamento, quindi far cambio con mio figlio è impossibile, bisogna fare tutti, cioè è una burocrazia infinita. È costoso. Costoso, cioè aiutare una persona che fa fatica a fare le scale, eccetera, a venire giù, è incredibile, impossibile riuscire cioè non c'è una flessibilità nell'abitare, non c'è una flessibilità. Ci vuole la flessibilità del lavoratore che deve lavorare tanto e guadagnare poco, eccetera, e tirare via anche l'articolo 18, però non si vuole assolutamente la flessibilità proprio anche del territorio. Noi dovremmo riuscire ad aumentare anche il nostro impegno, però da soli ho la sensazione che continuiamo a fare bene, saremo orgogliosi, ma non facciamo tanta strada. Qua ci sarebbe bisogno del governo, quello più prossimo, governo regionale, che ci dia una mano su queste cose qua. Ecco, teniamo conto che oggi tutto il lavoro che si sta facendo, che abbiamo fatto, tutto con le risorse dei lavoratori e delle imprese, cioè non c'è un centesimo di finanziamento. Ecco, noi, dal mio punto di vista non è che si vuole un finanziamento regionale, però che la regione riconosca questa bilateralità che è importante, anche riconoscere, perché no, un percorso di formazione per i giovani, per le rinnovabili,
alzare il livello. Noi siamo il Veneto, non siamo l'ultima regione d'Europa. Però se ne parla sempre in modo negativo, perché quando si vuole chiudersi, ma mai quando ci si vuole lanciare progetti importanti. E noi abbiamo le condizioni, secondo me, le capacità, le imprese, i lavoratori per farlo, però ci vuole anche la volontà politica di fare sistema. Bravissimo, volontà politica. In che senso dovrebbe intervenire l'istituzione regionale nella fattispecie, oppure anche un po' a livello più esteso, perché se questo è un modello vincente... Perché, insomma, ecco, allora intanto bisogna un po' correggere il tiro, perché noi con la Regione Veneto, con l'assessorato del lavoro, abbiamo già avuto dei rapporti di collaborazione e anche di recente abbiamo assieme finanziato attività di formazione. La Regione ci ha messo dei contributi, una parte l'abbiamo messa noi e assieme abbiamo messo in piedi una linea di formazione. Ora stiamo ancora collaborando. Almeno dalla Regione del Veneto riceviamo una disponibilità al dialogo. Anche negli ultimi progetti che abbiamo in mente e che stiamo attuando, con l'assessore Donazan c'è stato un dialogo che noi riteniamo assolutamente proficuo e che contiamo possa darci delle carte in più da giocare in futuro. Ecco. Quindi è vero che magari in passato questo non c'è stato, ma ultimamente sì, abbiamo portato a casa delle risorse utili al sistema e stiamo ancora lavorando per avere degli altri contributi. Io credo che il rapporto con la Regione Veneto sia buono per il nostro settore e anzi mi sento in dovere di ringraziare l'amministrazione regionale per questo. Questa è la cosa che ci differenzia nelle valutazioni. Ecco, se proprio cercavo una cosa che ci differenziava, questa è allora, una... ribadisca e ribatta pure riguardo, perché voi... No, ma volevo far finire il Presidente. Se no, finisca il Presidente dopo... Sì, e quindi è vero che ci sono delle altre cose che bisogna fare assieme, ci stiamo lavorando, ma non si può negare che la collaborazione finora c'è stata e che è stata anche utile. Insomma. Quindi noi contiamo di averla. Ci serviranno delle risorse perché le idee che abbiamo in testa, se vengono poi come dire, supportate sia politicamente che economicamente dall'amministrazione regionale, avranno evidentemente gambe più forti. Ecco. Però insomma i progetti in itineri sono significativi veramente e ci consentiranno, almeno spero, in tempi brevi di far cambiare l'idea che ha la gente sul settore dell'edilizia. Le aggiungo anche un altro particolare. Questo primo progetto che abbiamo pronto per noi è un progetto pilota che dovrà essere mutuato poi ad altre realtà, dovrà consentirci in futuro di guardare il sistema dell'area dell'edilizia con occhi diversi e con una visione globale dell'intero comparto. Perché se è vero che un tempo l'edile faceva l'edile e l'impiantista faceva l'impiantista, oggi queste cose qua devono marciare assieme, devono essere progettate, realizzate e usate nello stesso meccanismo. Ecco. Questo è il salto culturale che bisognerà fare e che stiamo facendo. I nostri sforzi vanno in questa direzione. Certo che è utile che anche la Regione Veneto percepisca la necessità di dare un valore alla ricchezza che ha il territorio in questo, cioè le competenze e le tradizioni devono essere valorizzate, lì ci serve l'aiuto della regione. No, chiarissimo, questo ci deve essere. Ribadivo la diversità di posizione. Lei è riuscita a entrare nell'unica sicuramente sfumatura che ci divide col Presidente, anche perché, a dire la verità, io mi sono un po' spogliato da vicepresidente della Cassa e ho fatto un po' il sindacalista nell'affermazione che ho fatto, perché è vero che qualche assessore che ha fatto il nome del Presidente è vicino alla Cassa e aiuta, eccetera. Però io non voglio negare assolutamente questo, anzi un grazie doveroso. Quello che voglio sottolineare è proprio la mancanza di strategia della regione, cioè politica regionale, cioè Presidente regionale, nei confronti del settore.
quindi anche dell'artigianato. Cioè, in che senso? Cosa vuol dire? Una battuta per tutte. Il settore è messo come è messo, abbiamo i problemi che abbiamo, case invendute, il problema della criminalità che avanza, in Veneto, e non stiamo parlando di un'altra cosa, ci sono oltre 80 beni confiscati alla criminalità in Veneto, abbiamo tutto quello che abbiamo e non ci manca nulla, anzi abbiamo anche le mafie anche estere e non ci manca nulla. Abbiamo inviato al Presidente della Regione, come parti del settore dell'edilizia, tutte, industrie, artigiani, organizzazioni sindacali, una richiesta di incontro non so quanto tempo fa, ormai ho dimenticato anche quando l'abbiamo inviata. Risposta, zero. Non si chiedeva 100 euro, 1 euro, eccetera, ci si chiede semplicemente di dire guarda, vogliamo mettere all'ordine del giorno le problematiche, ma immaginare come vogliamo venire fuori da questa situazione, non dire metterci soldi perché sappiamo tutti che soldi non ce ne sono. Ecco, io non voglio negare la regione, l'assessore Donanzà, l'impegno che fa, che ci sta vicino, questo non lo voglio negare, anzi va benissimo, però manca cioè non è un assessore, cioè, seppur importante, brava, eccetera, eccetera, come si suol dire, non è la rondine che fa primavera. E in Veneto oggi ci dovrebbe essere una primavera, una speranza. Cioè, in Veneto è stato fatto, sono stati messi insieme il progetto, la Carta di Asolo, la famosa Carta di Asolo, dove alcuni pensatori, grossi pensatori importanti, hanno immaginato il Veneto. Il Veneto hanno fatto la fotografia e non immaginato nulla. Ed è uno studio eccezionale fatto ancora 15 anni fa. Cioè, ripeto, noi non possiamo continuare a dire quando l'acqua ci viene in casa o in garage è colpa di Roma, Roma ci deve dare una mano. Cioè, noi vogliamo incominciare a mettere insieme le forze, eccetera. E l'unico che lo può fare cercando di mettere insieme le forze, ma questo esula un po' dal discorso della bilateralità, ovviamente. Va nell'idea di, perché se noi non si rilancia il settore, non si dà un'idea di che settore vogliamo in Veneto, sulle rinnovabili, c'è un impegno forte, vero? Su questo. Cioè non possiamo dire piano casa, cioè, per carità a me tutto che aiuta va bene, però il piano casa è fare il piano casa 1, 2, 3, continuiamo a fare le ripetizioni, a costruire sopra, cioè vogliamo cambiare modo di costruire. E che tipo di ostacolo riscontrate a questo punto? Rispetto invece... Ma secondo me poi lascio la parola al Presidente, che ovviamente su questo non siamo d'accordo, però insomma non pretendo di essere d'accordo su tutto. Per carità, secondo me in Veneto oggi non c'è una strategia del Veneto che vogliamo, non c'è. Ogni provincia, ma tutti i politici, da destra a sinistra, si occupano del loro orticello, della loro provincia, o meglio del loro comune, eccetera. Anche in vari altri ambiti. Del Veneto se ne parla solo quando si pensa di fare referendum per non so far che cosa, ma non del Veneto come può essere un volano per i veneti e per l'Europa, per il nostro paese. No, cioè non c'è un progetto. A parte quello indipendentista. Sì, che poi se quello è un progetto... Sì, è andato un po' fuori tema il mio... la mia anima sindacale... Sì. Allora facciamo così, no, la faccio ribattere. No, è giusto anche creare un confronto. Le do un attimo solo, andiamo in pubblicità, così possiamo più tranquilli, può anche ribattere bene, ci seguono. Pubblicità, pochi secondi.